Esplosione questa mattina in un'azienda chimica di Porto Marghera, prima il boato, poi le fiamme e la nube scura, 2 operai gravissimi, panico tra la popolazione, maxi intervento dei vigili del fuoco. Nell'area di Marghera e Mestre, tutti in casa o chiusi nei centri commerciali o nei posti di lavoro come durante i giorni più critici dell'emergenza Covid, la rabbia dei sindacati, disastro annunciato. Alta tensione a Marghera con lo scontro verbale tra gli ambientalisti e il sindaco Brugnaro fino al presidente della municipalità Bettina, questione che finisce in Parlamento con interrogazione urgente del senatore Ferrazzi. Marghera è tornata deserta come giorni fa per alcune ore, tutti si sono barricati in casa per paura, l'appello dell'assessore Desta al governo, questa volta bisogna ascoltarci. Ore cruciali per capire come sarà la riapertura dei negozi lunedì, la regione chiede regole leggere all'esecutivo, le linee guida dell'INAIL non stanno in piedi, attacca Zaia. Protesta dei lavoratori del settore ambulante del Veneto al mercato di Mestre qualche giorno dopo Trieste, i rappresentanti hanno chiesto a gran voce di poter tornare a lavorare. Lunedì il ritorno della celebrazione delle messe con le misure di sicurezza indicate dal governo. Stamane il patriarca di Venezia ne ha parlato ringraziando Antenna 3 e Rete Veneta per il servizio di queste settimane. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano c'è l'inferno che si è scatenato questa mattina a Marghera. Prima un grande boato, poi delle esplosioni, una nube si è poi levata minacciosa in cielo. 2 feriti, 2 operai feriti gravissimi. Questo il bilancio, ma facciamo il punto con la cronaca nel servizio di apertura. Un boato, le fiamme, poi la nube sempre più minacciosa e scura. Sono da poco passate le 10 del mattino a Porto Marghera quando nell'impianto di produzione dell'acetone della Trevi Sigma si scatena l'inferno. A esplodere un serbatoio da oltre 1000 metri cubi di acque reflue, ci sono dei feriti gravi, poi degli intossicati e il caos. I lavoratori cercano una via di fuga. Sul posto i sanitari con l'elisoccorso, 2 lavoratori in particolare sono gravissimi, uno viene portato a Padova, l'altro a Verona. Si tratta di 2 giovani uomini appartenenti a delle ditte esterne, un rumeno di 30 anni e un indiano di 33. Qualcuno si reca al pronto soccorso in maniera autonoma per un principio di intossicazione. I vigili del fuoco intanto concentrano tutte le loro forze sul sito e arrivano anche i rinforzi da Vicenza, Padova e Treviso. Il dispiegamento è totale, 30 automezzi, 90 operatori, 8 le squadre a terra affiancate dal nucleo NBCR, acronimo che sta per nucleare, biologico, chimico, radiologico. Del resto a scattare è anche l'allerta per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche. L'azienda occupa un'area di 12.000 metri quadri a poca distanza dal punto in cui si incrociano via Fratelli Bandiera, la strada regionale 11 e via Malcontenta. Anche per questo tra la popolazione e gli automobilisti si scatena il panico. A Marghera scatta l'allarme rosso con il comune che invita i cittadini a chiudere le finestre e barricarsi in casa, non consumare prodotti dell'orto. La viabilità viene chiusa per un raggio di 1,5 chilometri, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Ma l'allarme si sposta con l'aria e arriva anche nei vicini territori di Padova e Treviso. Dalle amministrazioni locali parte con urgenza lo stesso invito, quello di restare in casa. La nube è visibile per decine di chilometri e la cronaca irrompe a poca distanza all'unità di crisi di Marghera, dove si affronta un'altra emergenza, quella infinita del Covid-19. Peraltro siamo anche in apprensione perché le notizie che ci arrivano sono ancora notizie certo non rassicuranti. E proprio alla regione tocca il monitoraggio dell'aria. ARPAV è intervenuta come da procedura immediatamente quando è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco. Stanno raccogliendo e hanno raccolto diversi campioni, sono stati già portati in laboratorio e verrà fatta un'analisi a 360 gradi. Le fiamme vengono spente a 00:15, ma resta il timore che si sviluppino nuovi focolai. Aiuta nelle operazioni di contenimento anche la pioggia. Solo dopo le 14 l'emergenza può dirsi conclusa, con ARPAV che nel pomeriggio specifica come i fumi siano caduti in un'area non superiore a 1 chilometro quadrato rispetto al luogo in cui c'è lo stabilimento dell'azienda, ma si attendono i
i risultati definitivi. Sulle cause dell'esplosione i carabinieri stanno già indagando a tutto campo. Carenza di sicurezza e manutenzione erano già state segnalate di recente da lavoratori e sindacati. E in giornata è circolato su WhatsApp un messaggio audio di un sedicente dipendente di Ca' Foscari con affermazioni relative all'incendio di Porto Marghera. Erano attribuite a Giovanni Finotto, direttore del Master Steps dell'Ateneo. Una nota dell'università ha chiarito che si trattava di un messaggio fake con informazioni del tutto prive di fondamento. Diffidiamo, ha scritto Ca' Foscari, dal dare credito a notizie simili. E parlano di disastro annunciato sindacati e lavoratori. Confermo la Tribus Sigma, la nostra azienda qui. Conferma che producete prodotti cosmetici? Sì, prodotti per la cosmetica, c'è stato uno scoppio e adesso è da verificare cosa è scoppiato e come hanno circoscritto. Si parla di uno che è stato avvolto dalle fiamme, è da capire se è un ferito e come sono le sue condizioni. È la testimonianza in presa diretta subito dopo lo scoppio e lo spettrale rogo che ha comportato l'immediata messa in sicurezza anche di tutta l'area attorno al complesso industriale. La zona tutta intorno a noi, siamo lungo la Romea, è stata proprio chiusa al traffico. Noi siamo arrivati qui immediatamente appena accaduto il fatto e nessuno può più transitare, tranne noi della stampa, a cui è stato permesso di restare per documentare e raccontare il fatto. La dinamica, ora al vaglio dei vigili del fuoco, subito sul posto con l'elicottero. 90 i pompieri giunti da ogni parte della regione, un totale di 30 automezzi con squadre accorse da Mestre, Mira, San Donà e pure da Treviso, con Poseidon, il mezzo aeroportuale antincendio che lancia acqua e schiuma a grandi distanze. Abbiamo subito constatato che la situazione era abbastanza grave perché l'intera linea, anzi le due linee produttive che sono su un'area di circa 12.000 metri quadri erano completamente avvolte nell'incendio. Quindi l'obiettivo principale è stato quello di fare in modo che l'incendio non si propagasse alla zona di deposito dove ci sono le sostanze tossiche e quindi abbiamo anche provveduto con muletti dell'azienda a far allontanare queste sostanze. Operazioni di messa in sicurezza dello stabile dei vigili del fuoco che a detta degli stessi si protrarranno ancora per almeno un paio di giorni. Ora non resta da capire dai rilievi dei tecnici la natura dei solventi andati e bruciati nel rogo. Per i lavoratori un disastro annunciato. Una cosa che comunque anche noi lavoratori abbiamo sempre denunciato, questa cosa qua. E oggi a Marghera c'è stato anche uno scontro verbale tra gli ambientalisti e il sindaco Brugnaro fino al presidente della municipalità Bettin. La questione finisce anche in Parlamento con una interrogazione del senatore Ferrazzi. Non pensiamo ai marginamenti di Porto Marghera, alle bonifiche. Come mai? Come mai volete fare un altro inceneritore qui vicino? Quando Marghera è una bomba a orologeria. Metta la bandiera, racconti ste balle. Sì. Continui a raccontare balle alla gente. Non è vero. È da quando è piccolo che racconta balle. Non sono queste. Ma ci sono quelli che strumentalizzano nei momenti sbagliati perché... Sì, solo lei. Certo. La storia di Porto Marghera. Certo, grazie. Meglio di lei, sicuramente. Ma non lo so. Dunque, scusi, ma se ha da dire qualcosa al sindaco? Scusa, dai, basta. Allora, lasciamo perdere. No, sindaco, scusi. No, sindaco, scusi. C'erano anche gli altri, ok? Va bene, allora. Adesso, dunque, allora avete sentito? Finita l'intervista, sì. Dall'incursione degli ambientalisti, quelli dell'Assemblea permanente contro il rischio chimico presenti da 30 anni nel territorio che interrompono bruscamente l'intervista con il primo cittadino Luigi Brugnaro all'arrivo del presidente della municipalità. La tensione a Marghera non si placa affatto. Puntuali denunce di istituzioni territoriali come la municipalità sull'insicurezza di situazioni come questa, che non è l'unica a Porto Marghera. Scusi Bettin, quindi le sta dicendo che
Le manchevolezze, chiamiamole così, erano state denunciate alle autorità competenti, c'è anche la prefettura, all'ente governativo del territorio? Ma certo, i sindacati hanno scritto a tutti, hanno scritto ripetutamente, c'è stato uno sciopero l'anno scorso, nell'estate scorsa, quindi non molti mesi fa, c'è stato uno sciopero sulla sicurezza, proprio in questa fabbrica, proprio sul punto della sicurezza antincendio, per cui non c'è nessunissima giustificazione per quanto è successo qua e che ha messo a repentaglio i lavoratori e la città tutta. Presentata un'interrogazione parlamentare urgente dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Si chiede conto, oltre che del disastro annunciato in una fabbrica chimica già nota come ampiamente insicura, si legge, anche di accertare le ricadute e gli effetti sulla salute della popolazione, sull'ambiente e sull'ecosistema marino e terrestre. Sottolineo che l'allarme, le sirene sono suonate 40 minuti dopo che è scoppiato l'incendio, quando tutta la città vedeva la nube, le voci si rincorrevano, ovviamente anche le più incontrollate, no? E la gente aveva paura. E Marghera intanto è tornata deserta nella mattinata di oggi come alcuni giorni fa in piena emergenza Covid, questo fino al cessato allarme. Mentre a Malcontenta si alzava la nube di fumo e l'aria era irrespirabile, gli abitanti a Marghera e dintorni si erano chiusi in casa, come da indicazioni in caso di sirena che lancia l'allarme chimico. Le strade, da poco ripopolate, sono tornate isolate come settimane fa e anche chi in quel momento si trovava al lavoro ha temuto. Attimi di paura questa mattina qui anche alla nave De Vero, dove appena scattato l'allarme i dipendenti sono rimasti chiusi all'interno, con anche alcuni clienti che si erano recati nei negozi aperti all'interno del centro commerciale. Dopo circa un'ora però fortunatamente è stato detto ai dipendenti che avevano il via libera e potevano uscire. L'allarme era rientrato. In poco tempo anche auto e mezzi pesanti sono poi tornati a circolare. Ci troviamo nella zona industriale di Marghera, poco distante dal luogo dell'incendio, nello specifico in via dell'Elettricità. Anche qui, dopo un paio di ore di totale isolamento, la situazione è tornata lentamente alla normalità e così la circolazione stradale. È stato un lavoro molto importante, intenso, fatto sinergicamente da tutti gli organi di appartenenza, a partire dai Vigili del Fuoco, quindi poi la Prefettura, la Protezione Civile, l'intera amministrazione comunale, una macchina importante che ha saputo mettersi in moto e rispondere all'emergenza. Purtroppo l'ennesima, perché dopo l'Acqua Grande e anche il coronavirus ci hanno portato a conclusione anche di questa vicenda che fortunatamente ha dato il cessato allarme che appunto, come vedete, ha consentito la riapertura della viabilità, quindi del traffico. Le attività in corso da parte dei Vigili del Fuoco ci sono ancora, naturalmente. E proseguiranno per molte ore, ma questa è anche l'occasione per lanciare un messaggio al governo, l'ennesimo. Avevamo delle fiamme che raggiungevano circa i 15 metri in altezza, quindi parliamo di un qualche cosa di significativo anche per quello che in questi giorni si continua a dire al governo, ed è opportuno far capire l'importanza di Porto Marghera e della zona di Marghera, in quanto, come abbiamo visto, quando si creano queste situazioni c'è una macchina in grado di funzionare, ma questi servizi riescono a funzionare quando si riesce a lavorare anche assieme allo Stato, quindi la collaborazione diventa importante. Questi momenti difficili non ci aiutano, ecco, per così dire. Emergenza Covid, altro capitolo, c'è il secondo report di giornata, 13 nuovi casi che si sono registrati in tutto il Veneto, di questi uno soltanto in provincia di Venezia, ma c'è il dato dei decessi che sono 8, quindi 8 i decessi che si sono registrati oggi in tutto il Veneto, di questi uno a Villa Salus, a Mestre. E sono ore cruciali queste per capire come sarà la riapertura dei negozi lunedì 18, Zai attacca, le linee guida dell'INAIL non stanno in piedi. Il provvedimento, come annunciato, ma non abbiamo visto il testo, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatto salvo ovviamente il rispetto delle linee guida nazionali. E ovviamente qui si apre il dibattito, cosa vuol dire fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali?
L'INAIL non ha fatto delle linee guida dicendo se vai in spiaggia deve stare distante dal tuo vicino di ombrellone, metti i metri. E così accade per i ristoranti, perché questa è la prima questione cocente. La questione è cocente e non solo perché si parla di spiagge e ombrelloni. Di fatto tutti, regione e imprese, stanno guardando a Roma per capire come sarà il decreto con le linee guida, quanto saranno dettagliate, i parametri dell'INAIL saranno derogabili, quale sarà il margine effettivo delle regioni. Di certo si dovranno evitare quei paradossi che già si stagliano all'orizzonte. 5 metri in spiaggia è la distanza minima, no? Secondo quello che dice qualcuno, e poi in fabbrica tu puoi andare a stare 1 metro senza mascherina, 1 metro, 1 millimetro per stare. Capite che non sta in piedi il ragionamento. Tutte questioni aperte e lunedì è dietro l'angolo. Al Presidente del Consiglio l'ho detto anche in una delle ultime videoconferenze, ho detto bene, la fase 2 si riapre, ok, metteteci le condizioni in tempi ragionevoli di poter parlare ai nostri cittadini, ai nostri operatori. Siamo arrivati a venerdì. Insomma, il tempo scorre, ma la Regione al momento ha deciso di non diffondere le proprie linee guida. Inutile fare un passo avanti per poi farne 10 indietro se il decreto disporrà diversamente. Le nostre linee guida che sono qua, guardate, e fra l'altro vi dico, sono tutte cartografate con punto per punto, vi dico, tanto per darvi un'idea. Linee guida per ristorazione, attività turistiche, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti eccetera, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, avanti così. Cioè qua abbiamo tutto. Tutto dipenderà da come poi verrà scritto il decreto che interpreta questa visione. Ma la ripartenza va pensata a 360 gradi, dai negozi agli aeroporti. Abbiamo un aeroporto che è in totale sofferenza, il sistema aeroportuale di Venezia, che comunque Venezia, Treviso, Verona, per quanto riguarda il Veneto, è in assoluta sofferenza. L'interconnessione del Veneto è fondamentale dal punto di vista economico sia per il turismo che per le attività produttive. Un Veneto che non riesce a interconnettersi è un Veneto che non fattura. Diciamolo fino in fondo, noi siamo una comunità che ha internazionalizzato moltissimo, per cui è fondamentale che si metta mano ai corridoi e alla possibilità di riprendere i voli. E nella ripartenza del Veneto Zaia colloca anche il voto a luglio. Se parte tutto, dice, deve ripartire anche la democrazia. Non far votare a luglio vorrebbe dire sospendere la democrazia, cioè non ci vedo altre soluzioni, cioè tutto il mondo vivrà a luglio tranne noi che non potremo andare a votare. E stamane al mercato di Mestre la protesta dei lavoratori del settore ambulante del Veneto, qualche giorno dopo il corteo di Trieste. In mezzo alla gente, cartelli in mano, i rappresentanti hanno chiesto a gran voce di poter tornare a lavorare. Queste le immagini quindi da Mestre. E lunedì ritornano anche le sante messe con le misure di sicurezza indicate dal governo. Ne ha parlato questa mattina a Sveglia Veneti il patriarca Moraglia, che ha anche ringraziato Antenna 3 per la trasmissione appunto delle sante messe. Noi iniziamo contenti di poter iniziare. Stiamo lavorando con i sacerdoti, soprattutto con i parroci, a tutti i livelli perché queste celebrazioni siano serene, si collabori tutti. Chi non potrà accedere per questioni di numero, ecco, non si senta escluso, ma dà una bella testimonianza. Volendo partecipare, io spero che certe nostre chiese si attrezzino anche, sempre nel rispetto dei dispositivi di sicurezza, a dare spazi esterni alla chiesa che possano completare quella presenza legata in qualche modo all'edificio, che ha dei protocolli di distanziamento sociale che non sono da poco, perché molte chiese non sono grandissime, altre sono medie, altre sono addirittura piccole. Quindi continueremo anche a farci accompagnare da quelli che sono i mezzi di comunicazione. Io intanto ringrazio per quello che lei ha detto Antenna 3 e Rete Veneta. Sono contento, ecco, di questa collaborazione che abbiamo avuto in questi mesi. Ringrazio la direzione, la proprietà di queste emittenti. Direi anche una cosa, che sono rimasto colpito dalla qualità
del servizio religioso, una ottima regia e direi anche uno stile che aveva a cuore mettere al centro di tutto la celebrazione e aiutare. Ecco, io la ringrazio che lei dice che le mie parole sono arrivate al cuore della gente, però devo anche dire grazie ai tecnici che ci hanno messo in condizioni di poter operare al meglio, dimostrando anche una sensibilità e una comprensione dell'evento che stavano riprendendo e trasmettendo. Quindi se fosse possibile, ecco, a me farebbe piacere, almeno nelle grandi feste veneziane, poter dire che credere oggi è bello, che le comunità sono anche numerose quando si possono incontrare, perché come lei diceva, sì, la chiesa vuota è un po' scioccante. Speriamo, ecco, che inizi un altro periodo progressivamente sempre più aperto e che anche attraverso il vostro prezioso servizio si possa continuare a comunicare con le persone lontane o che comunque sia per vari motivi non possono, non potrebbero, non potranno accedere in chiesa. È tutto da Venezia, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Alta pressione in rinforzo, ma sempre piuttosto altalenante. Sabato 16 maggio sarà un'altra giornata con tempo variabile. Vediamo insieme in quali settori. Sul Veneto al mattino avremo ampi spazi soleggiati, con qualche piovasco solamente sul Bellunese e sul Veronese. Dal pomeriggio il cielo sarà via via più coperto e in serata non si escludono anche dei rovesci o temporali anche sulle restanti province della nostra regione. Temperature stazionarie minime fino a 16 gradi, valori massimi tra i 20 e i 24 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, nuvolamenti alternati a schiarite soleggiate, anche qui col passare delle ore avremo precipitazioni via via più frequenti. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, scenario diverso, qui con una spiccata instabilità e piogge diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime sui 24-25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.